Mi scuso se questo fatto può avere o comunque può inficiare delle indagini. Il problema vero è che noi avevamo ormai l'allarmismo da parte dei genitori. Si scusa il direttore dell'ULSS 2 Benazzi, ma la notizia dell'assistente infedele che fingeva soltanto di vaccinare i bambini andava veicolata, per non parlare dell'urgenza di vaccinare nuovamente i piccoli. La speranza dell'azienda sanitaria è che la procura riesca ad aprire una nuova indagine penale alla quale si affiancheranno i provvedimenti da parte dell'ULSS stessa nei confronti della dipendente. In una procedura interna che porterà poi, ovviamente, immagino, visto i dati che abbiamo in mano, al licenziamento della signora. Credo che abbiamo già forza con le procedure amministrative per arrivare a chiedere alla signora danni d'immagine dell'azienda ULSS della Regione Veneto. Benazzi è inoltre informato del caso anche le strutture del Friuli in cui la dipendente ULSS aveva lavorato in precedenza. Intanto l'azienda sanitaria ha completato in mattinata la spedizione delle lettere alle famiglie dei bimbi da richiamare, invitandoli alle giornate vaccinali straordinarie del 24 e 28 aprile, 2 e 6 maggio prossimi. A disposizione anche il numero telefonico del punto unico vaccinazioni, lo 0422 32 3866, e l'indirizzo email puntounicovaccinazioni@auls2.veneto.it. Recapiti oggi presi d'assalto dai genitori. Oggi più che mai, ovviamente, ci sono genitori giustamente che chiedono notizie rispetto a questo, se le vaccinazioni poi possono comportare dei problemi non aver vaccinato i loro figli. E noi abbiamo per fortuna l'immunità di gregge, quindi bene o male i ragazzi, i bambini e i minori sono protetti. Sul caso è intervenuto anche il sindacato. Paolo Cendron, referente della funzione pubblica della CISL per l'ULSS 2, condanna e bolla come inaccettabile il comportamento dell'assistente, lodando invece la professionalità delle lavoratrici che si prendono cura della salute dei bambini e che hanno dimostrato attenzione e serietà, segnalando un comportamento sospetto di una collega ai loro responsabili.